Quarta corsa dall'Arcoveggio, ritirato Cetis, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, Ciclone dei Venti, Cleopatra Caff, Coco Chanel, Cerbero 3B, Chelsea dei Greppi in prima fila, Cesare AMG in seconda. Pronostico che vede Coco Chanel favorita numero 4 dello schieramento, Antonio Di Nardo in sediolo. Di galoppo, però Coco Chanel l'aveva fatto già in sgambatura nel primo pomeriggio e vediamo così la partenza che vede veloci Cleopatra Caff e all'esterno Cerbero 3B. Cleopatra Caff rientra bene a Cerbero 3B che aveva guadagnato qualcosa allo stacco e deve accodarsi quindi in seconda posizione. Più indietro a una ventina di metri segue Ciclone dei Venti. Tanto primi 200 completati in 14,3 da parte di Cleopatra Caff che conduce. In seconda posizione Cerbero 3B, a distanza Ciclone dei Venti cerca di riportare sotto il gruppo con Chelsea dei Greppi in corsia esterna, mentre alla corda c'è Cesare AMG. Se ne vanno i primi 400 in 29,8 con leader Cleopatra Caff, Cerbero 3B in schiena, si riavvicina Ciclone dei Venti, all'esterno si impegna Chelsea dei Greppi, lungo la corda c'è Cesare AMG, insegue invece Coco Chanel a un centinaio di metri dalla testa. Cavalli che stanno per completare il giro iniziale, condotti sempre da Cleopatra che completa in 1 minuto e 4 decimi gli 800. All'esterno invece si impegna sempre Chelsea dei Greppi, alla corda c'è Cerbero 3B, poi Ciclone dei Venti che ha ora all'esterno Cesare AMG. Continua a guidare l'allieva di Enrico Bellei che completa 1 chilometro in 1:15,9. Seconda posizione per Cerbero 3B, poi all'esterno Chelsea dei Greppi che si trascina Cesare AMG lungo la corda, Ciclone dei Venti, poco più di 400 alla conclusione, il nuovo allungo della battistrada, un parziale ora in 14,8. All'esterno si mantiene Chelsea, alla corda Cerbero 3B. Sposta a questo punto Cerbero 3B, si infila all'interno Ciclone dei Venti, completamento della curva finale, retta d'arrivo con in vantaggio Cleopatra. Cerbero ci prova all'esterno, insiste Cerbero 3B, trova un po' in difficoltà Cleopatra che tenta la difesa ma sul palo è Cerbero 3B che passa di precisione, ma chiaramente secondo posto per Cleopatra Caff, al terzo Ciclone dei Venti. 1,59,5, 1,14,2 ufficiale, con bel 29,1 a chiudere ancora per, anzi qualcosa meno, 28,8 per gli ultimi 400, e la vittoria per Cerbero 3B e Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata a quota davvero molto elevata, 8 a quota fissa, 12 al totalizzatore per Cerbero 3B. Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata in sediolo per il training di Klaus Hollmann.